Contagi in calo, vaccinazioni anti-Covid in crescita, la prospettiva di un autunno che vedrà sovrapporsi i richiami con il vaccino antinfluenzale. Il Veneto adegua alla nuova situazione il piano di sanità pubblica che verrà presentato giovedì. Il presidente della regione Zaia lo preannuncia a Rovigo a margine dell'inaugurazione di una nuova sala operatoria e di un acceleratore lineare. Lo presenteremo giovedì ed è un piano che ovviamente è adattato, è un abito sartoriale fatto in un momento storico nel quale Covid ha presenza di molti vaccinati e ci stiamo preparando però anche a quello che sarà la prossima stagione autunnale, nella quale ci sarà necessariamente una terza dose per chi la volesse fare di vaccino, ma anche il vaccino antinfluenzale. Continuerà ovviamente il test nel territorio anche durante quest'estate, perché non si fermerà mai la fase di testing, quindi di tamponi. E a proposito di tamponi, sono in arrivo nuovi test. Adesso c'è la quarta generazione, vedrete, perché sono test di altissima affidabilità che ci danno esito in circa una decina di minuti, però sono test che devono entrare nei laboratori. Sul fronte delle vaccinazioni il 42,9% dei veneti ha ricevuto una dose, il 20,4% anche la seconda. Abbiamo 1 milione di cittadini veneti che hanno già avuto il ciclo completato. Accadrà in gran numero anche per questo mese di giugno-luglio, perché avremo tutti i richiami delle seconde dosi AstraZeneca di chi ha fatto il vaccino 3 mesi fa e quindi avremo assolutamente moltissime seconde dosi nelle prossime settimane.